ritrovati a Effetto Friuli Giovani, 13ª edizione. Comincia oggi un nuovo ciclo di puntate, 9 come sempre, come vuole la tradizione, che vedono protagonisti ancora una volta i ragazzi della consulta degli studenti di Udine e i nostri studenti degli istituti appunto della nostra provincia. Come sempre i ragazzi si confronteranno in questa arena, in questo studio, con gli esperti su tematiche e temi di attualità scelti da loro e decisi in consulta. Poi spiegheremo come sono approdati anche a queste tematiche, come sono state scelte e naturalmente si confronteranno con gli ospiti in studio, con professionisti ed esperti che potranno confrontarsi liberamente con i ragazzi. Questa trasmissione andrà in onda appunto ogni venerdì dalle 17:30 alle 18:30, in replica il sabato alle 21. Siamo in diretta, quindi potete anche mandare i vostri commenti o le vostre domande tramite SMS o WhatsApp al numero che vedrete in sovraimpressione, 345 9956 897, e poi naturalmente potrete insomma dire anche voi la vostra. Ospiti in studio, come vedete, tantissimi ragazzi, abbiamo una platea insomma piuttosto nutrita e naturalmente qui al mio fianco, alla mia destra, gli ospiti di questa prima serata che vado via via presentando. Allora, naturalmente diamo il benvenuto al professor Emanuele Bertoni, referente regionale per le consulte studentesche e le politiche giovanili, al suo fianco il commissario capo della questura di Udine Francesco Leo, e poi abbiamo il Francesco Tognatto, che è un ex presidente della consulta degli studenti di Udine, che è stato già venuto a trovarci, ci racconterà insomma un po' della sua esperienza, e il professor Babbo, che insieme al professor Lesa e Martin è uno dei cardini insomma di questa trasmissione, perché poi i ragazzi sono seguiti, accompagnati in questo percorso da questo trio di insegnanti. Allora, quindi partiamo, e io direi di partire proprio da Emanuele Bertoni per presentare questa nuova edizione. Sono 13 anni di progetto, di trasmissione, e come è nata l'idea di realizzare questo show con gli studenti 13 anni fa ormai? 13 anni fa si è pensato di dare voce agli studenti, quindi di creare un momento di partecipazione e di confronto assieme fra gli studenti delle secondarie di secondo grado, assieme a degli ospiti, assieme a degli esperti. Un'attività progettuale, più che attività progettuale, io la chiamerei un'azione didattica vera e propria, ormai sperimentata, collaudata. Vedo da docente questa attività come proprio un'azione didattica dove gli studenti possono acquisire delle competenze dell'esprimersi in pubblico, del confrontarsi, del creare appunto delle progettualità e portarla avanti. Naturalmente l'attività è costituita da due azioni fondanti. La prima è Effetto Friuli Giovani, appunto come si diceva prima, 9 puntate in diretta, e dove appunto gli studenti si possono confrontare sui vari temi. La seconda, molto importante dal mio punto di vista, è il telegiornale degli studenti, dove le scuole possono effettivamente documentare le buone pratiche, certo sempre attraverso la voce dei giovani, sempre attraverso la voce della consulta provinciale degli studenti. Abbiamo parlato di 13 anni non sono pochi, si sta parlando di oltre 130 ore di diretta televisiva, altrettante ore di repliche. Si sta parlando di oltre 2000 studenti che sono stati qui presenti nello studio di Telefriuli, quindi a fare questo percorso, no? Da diverse generazioni. Qui abbiamo appunto Francesco Tognatto che rappresenta quello che fu 5 anni fa la presidenza della consulta degli studenti. Poi lo sentiremo parlare anche di alcuni progetti decisamente importanti che sono stati portati avanti in questi anni dalla consulta, ma che vengono ripresi anche a livello nazionale. Uno fra questi, la consulta d'Europa. Poi sì, quindi diciamo è un progetto che le attività della consulta insomma non si fermano alla cosiddetta quinta superiore, vanno oltre, ci sono dei progetti anche europei appunto, e quindi si travalicano i nostri confini, no? Anche l'anno scorso avevamo parlato di partecipazioni a Bruxelles, di viaggi e cose. Sì, di
confronti con le realtà extra italiane, quindi extra regionali. D'altronde la consulta provinciale di studenti è normata da un decreto del Presidente della Repubblica, il DPR 567 del 96, e fra i vari compiti previsti dai componenti della consulta stessa ci sono anche le attività e le azioni di carattere transnazionale. E su questo si sta lavorando, abbiamo lavorato e si sta lavorando. Allora, abbiamo anche un nuovo presidente, perché come abbiamo detto in 13 anni abbiamo visto c'è un ricambio generazionale, gioco forza, spesso gli studenti presidenti, se non sbaglio, sono anche studenti di quinta, quindi insomma ne abbiamo visti diversi, almeno io nelle tradizioni che ho condotto. E quest'anno il presidente è Samuele Pantanali, che è qui in studio con noi. Buongiorno, benvenuto, e chiederei proprio a te una presentazione di quello che è in poche parole la consulta, l'attività in sintesi, diciamo, poi scendiamo nel dettaglio dei progetti. Certamente, buonasera a tutti. E come ha già ben ricordato il professor Bertoni, le consulte provinciali degli studenti sono l'unico organismo istituzionale che rappresenta tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di una provincia. In tutta Italia si parla di 2.200.000 studenti rappresentati. L'attività delle consulte è appunto volta in tal senso per valorizzare gli studenti e le loro attività, e pensiamo a questa trasmissione, al TG degli studenti anche, ma la prima funzione delle consulte, lo scopo per il quale sono state create è la rappresentanza studentesca, che è diciamo più che altro, più che un'incombenza, anche una missione. Chi si propone per rappresentare altri studenti non deve andare a cuor leggero, insomma. Insomma, che sia senza fare terrorismo psicologico. No, però che sia un'attività impegnativa, l'abbiamo visto, insomma, anche nel corso degli anni si affrontano, si realizzano, si creano dei progetti che poi hanno insomma un certo rilievo, un certo peso, vedremo poi appunto anche nel corso della puntata, e indubbiamente l'impegno è tanto, anche perché il compito è quello poi di rappresentare tutti gli istituti. Inoltre voi vi riunite anche nella consulta, nelle riunioni plenarie, nell'assemblea eccetera, per confrontarvi tra di voi. Esattamente, e 2 rappresentanti per ogni scuola superiore della provincia si riuniscono. Che non sono i rappresentanti di istituto, per No. intendere, ci sono altri ragazzi, ecco. Esattamente, ma sempre eletti democraticamente, Certo. e appunto per una questione di rappresentanza effettiva, si riuniscono nelle plenarie tutti insieme. Poi si elegge un presidente e un consiglio di presidenza che supportano e coordinano le attività della consulta. Tu di che scuola sei, che non ho chiesto? Del Malignani di Udine. Ok, sono in dicevo quinta. Scientifico. Ovviamente sì. Tecnico. Tecnico, ok, perché ci sono nuovi indirizzi, io non sono così aggiornata allora. Sì, dicevamo, vi ritrovate e naturalmente oltre ai progetti avete modo di portare la vostra voce anche e di discutere anche di magari problematiche che possono essere insomma di vario tipo, quindi è un organo che ha insomma anche ha potere, come posso dire, no? Consultivo. Esatto, sì. Rappresentando tutti gli studenti, la consulta si fa tramite verso gli enti locali e le istituzioni ministeriali dei problemi, dei bisogni, delle necessità degli studenti. Allora, dopo della seconda parte entriamo un po' nel vivo e andiamo a discutere quali sono i nuovi e i vecchi progetti. Quali sono gli obiettivi della consulta per il prossimo futuro, professor Bertoni? Ma io credo che al di là delle singole progettualità che noi vedremo e avremo modo di analizzare assieme durante la puntata, l'obiettivo fondamentale sia quello, come diceva bene il Presidente, di rappresentare gli studenti, di interfacciarsi con le realtà istituzionali. Il 24 gennaio le consulte degli studenti sono state chiamate in audizione alla 6ª commissione regionale per la legge sul diritto allo studio regionale. Quindi i compiti sostanzialmente di una consulta, il compito principale è quello di rappresentare, quello di portare avanti delle istanze e di confrontarsi naturalmente con gli altri studenti. Io dico sempre agli studenti, soprattutto nella prima plenaria, quando uno accetta
di svolgere questa funzione deve sapere che non rappresenta solo se stesso, ma rappresenta l'intero istituto e tutti gli studenti che lo hanno votato. È molto importante questo. È molto importante svolgere questa funzione con serietà e impegno. Non siamo a perdere tempo. Chi frequenta la consulta provinciale degli studenti sa benissimo che si inizia a lavorare la mattina alle 8 e si termina dopo 4-5 ore di lavoro. Non ci sono pause, non ci sono interruzioni. C'è serietà e disponibilità e impegno da parte di tutti, anche nelle commissioni e nel Consiglio di Presidenza. Samuele, qual è come vi rapportate con gli altri ragazzi? Come vi gestite? Ovviamente appunto voi siete rappresentate gli studenti, quindi che risposta c'è anche da chi ovviamente non fa parte della consulta e però può rivolgersi a voi per proporre? E gli studenti si rivolgono alla consulta per come dire, rendere partecipi i loro rappresentanti di problemi che ci sono, di progettualità che vorrebbero proporre. Sì, certo. E, diciamo che recentemente mi è stata lanciata una provocazione, no? Cioè, a cosa serve la consulta, a cosa serve la rappresentanza oggi, no? Ecco, io credo che finché ci sarà una società democratica, servirà la rappresentanza per portare avanti, come dicevamo prima, le idee, le necessità e i bisogni di ognuno, in questo caso degli studenti che rappresentano una fascia di età che ha molte potenzialità. Anche perché poi appunto l'abbiamo detto, ma è il caso di ribadirlo, rappresentate tutti gli istituti, tutte le scuole, quindi insomma non solo la propria. In provincia di Udine si parla di 22.000 studenti. Quindi un numero consistente, però la partecipazione, a parte la domanda provocatoria, la partecipazione c'è, il coinvolgimento anche di chi non è... Sì, beh, certamente. Bene, bene. Allora, io direi di fermarci e poi appunto partendo proprio da questa domanda, cosa serve la consulta, dopo racconteremo quali sono i progetti, cosa bolle in pentola e quali sono insomma le novità, quindi pubblicità, torniamo subito dopo qui in diretta, grazie. Eccoci nuovamente in diretta. Bravi. Allora, ci eravamo lasciati sul ruolo della consulta, abbiamo un po' sviscerato e raccontato insomma in linea generale quello che è il suo ruolo, abbiamo parlato anche della serietà, dell'impegno di questi ragazzi e soprattutto abbiamo parlato anche di Effetto Giovani e del TG degli studenti, che sono solo due dei numerosissimi progetti, non riusciremo probabilmente a illustrarli tutti oggettivamente qui. Questi sono i due progetti dedicati alla comunicazione che ormai ben conoscete. Uno dei progetti che è stato tra l'altro recentemente presentato e che ci pareva importante insomma introdurre in questa prima puntata è questa nuova app YouPoll, e qui parleremo appunto con il commissario capo Francesco Leo, che è una app pensata, nata e studiata per diciamo far sentire, raggiungere diciamo il pubblico degli studenti parlando di tematiche che sono insomma un po' delicate, sicuramente di strettissima attualità. Purtroppo la cronaca insomma non ci risparmia notizie sempre poco piacevoli. Si parla quindi di abuso di stupefacenti e di bullismo. Se la regia magari ci manda il video così anche vediamo, io farei parlare appunto Leo, così ci spiega come è nata questa idea e qual è la funzione di questa app. Buonasera, l'app è stata pensata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dalla Polizia di Stato, ed è operativa su tutto il territorio nazionale dal 15 maggio. Abbiamo parlato di questa app proprio con i ragazzi della consulta recentemente in un incontro al quale abbiamo partecipato noi Questura di Udine insieme al Questore, il dottor Cracovia e il sottoscritto, illustrando ai ragazzi questa nuova app. L'app è gratuita e facilmente scaricabile con gli smartphone e i tablet. Certo. Permette di inviare una segnalazione alla sala operativa della Questura competente per territorio, nel nostro caso la sala operativa della Questura di Udine, di un fatto che possa inerire a episodi di uso e spaccio di stupefacente, episodi di bullismo, oppure anche un fatto di reato o comunque un fatto
che l'utente giudici rilevante, dove ci sia qualche persona in difficoltà direttamente appunto alla sala operativa, o attraverso un breve messaggio di testo oppure attraverso una fotografia. Ecco, si stiamo vedendo infatti appunto in questa Sì, è molto facile da utilizzare, no? molto intuitiva. L'operatore di sala operativa poi in questura di Udine riceve la segnalazione dopo veramente pochissimi secondi ed è in grado di inviare la pattuglia sul territorio più vicina per verificare quanto segnalato e per intervenire in soccorso o per quanto di competenza. Può essere la volante sul territorio, può essere la pattuglia piedata dei poliziotti di quartiere, e che subito appunto vengono inviati. L'app consente anche di fare una chiamata di emergenza attraverso un tasto rosso facilmente visibile al numero unico emergenza. In questo caso l'utente fa una chiamata come se la facesse tranquillamente dal cellulare al vecchio 113. Sì, sì. Alla chiamata risponde l'operatore del NUE, il numero unico emergenza. Quindi che, 112. Sì, l'112 che girerà poi per competenza territoriale alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri l'intervento per permettere di mandare la pattuglia più vicina. La Polizia di Stato, il Dipartimento, crede molto in questa applicazione e ha già dimostrato la sua efficacia e le sue potenzialità. Tanto che se in un primo momento era prevista soltanto per episodi di spaccio di stupefacenti e bullismo, è ampliata ormai l'applicazione anche per altri fatti di rilievo, che può essere la persona in difficoltà, che si trovi, che debba essere soccorsa, può essere anche un animale maltrattato, possiamo dire, una persona che venga aggredita. E ha pensato chiaramente di rivolgersi ai ragazzi con un linguaggio, gli strumenti che meglio conoscono, internet, gli smartphone, i tablet. In passato erano state provate altre esperienze con degli SMS, delle chiamate, ma è facilmente comprensibile che il ragazzo può essere un po' intimorito o comunque intimorito a parlare con un operatore certo. della polizia, certamente con l'applicazione che ha sul telefonino può inviare questa segnalazione immediatamente o anche in un secondo momento, senza dover fare la telefonata, parlare e quant'altro. Tenete presente che la segnalazione può essere inviata anche in forma anonima, sì, quindi non è necessario registrarsi sull'app dando il proprio nominativo, ma può essere fatta anche in forma anonima, segnalando quanto accaduto. La finalità è quella non soltanto di coinvolgere i ragazzi e responsabilizzarli, diciamo, al rifiuto dell'uso dei stupefacenti, al rifiuto di comportamenti non corretti, di comportamenti quali il bullismo e simili, ma anche di responsabilizzarli facendo loro capire che anche loro, nonostante la giovane età, possono contribuire insieme a noi e insieme agli altri partner, diciamo, alla migliore vivibilità della nostra città, alla sicurezza. Una segnalazione permette a noi di intervenire immediatamente e magari aiutare una persona che è in difficoltà e quindi veramente coinvolgerli in questo sistema sicurezza sempre più, diciamo, partecipato, tenendo presente che fra poco, con la maggiore età, saranno tutti quanti veramente chiamati a dare una mano a crescere, a far crescere questa nostra società e quindi responsabilizzarli anche in questo senso. Che risposte ci sono? Lei ha detto, insomma, a livello nazionale è uno strumento che pare essere vincente, nel senso che parla con il linguaggio dei giovani ed è forse quello l'ostacolo più grande, no? Per le forze dell'ordine, è trovare la giusta chiave di parlare lo stesso linguaggio per discutere di tematiche, insomma, così delicate. Anche se vedo che le cose stanno cambiando, io vedo che con tutti gli incontri che facciamo appunto con gli studenti, nelle scuole... Ecco, sì, dobbiamo sottolineare che c'è proprio un rapporto diretto, infatti, no? E la vostra partecipazione a livello di questura, forze dell'ordine in generale, è, non voglio dire capillare, però insomma c'è un rapporto diretto. È vero, la Polizia di Stato a livello centrale e la questura di Udine nel nostro territorio veramente hanno messo tra le prime veramente le priorità il colloquio con i giovani, il confronto con i giovani e una collaborazione con il mondo della scuola, del quale fa parte anche la consulta studenti. E quindi vedere le forze dell'ordine non soltanto veramente come gli operatori della Polizia di Stato che intervengono per il fatto di reato, ma un amico, tra virgolette, che può aiutarti e con il quale puoi contribuire anche tu a rendere le nostre città più vivibili, a permettere ai ragazzi di vivere, diciamo,
la città in modo pieno e sicuro. Sì, un interlocutore insomma a cui rivolgersi anche Sicuro, con... I download sono buoni e chiaramente stiamo diffondendo Certo. l'app in diversi modi e non posso non ricordare anche una recente collaborazione con la SAF, Sì, certo. il concessionario del trasporto pubblico locale che porta la maggior parte dei nostri studenti nelle scuole, che recentemente in autunno ha decorato uno dei suoi bus con la pubblicità della nostra applicazione e ha contribuito anch'essa a diffondere, a pubblicizzare questa app con volantini plastificati all'interno dei propri mezzi. In alcune città, nelle città più grandi, chiaramente potete intuire le segnalazioni sono maggiori in quanto numero, veramente in certe occasioni è stata la segnalazione di un ragazzo come loro è stata determinante per soccorrere una persona che stava veramente rischiando o per permettere di interrompere una situazione di spaccio piuttosto che di bullismo. Quindi insomma loro sono anche, sono anche le sentinelle sul Certo, territorio certo, in un ma mondo sono che ovviamente... protagonisti e devono assolutamente non vergognarsi di segnalare questo, ma anzi essere consapevoli che è un loro dovere di futuri cittadini, ma è anche un qualcosa che li rende veramente migliori. Cioè è una cosa che si fa, una segnalazione del genere per soccorrere un'altra persona che è in difficoltà. E quindi come non ci vergogneremo, sì, certo, non ha ci un tireremo aspetto indietro. punitivo ovviamente. Certo, no? per aiutare una persona che accanto a noi è in difficoltà, così lo possiamo fare anche inviando una segnalazione. Non sono chiamati appunto a rischiare, ma a inviarci questa segnalazione noi interverremo veramente nel giro di pochi secondi. Voi come polizia o questura, insomma, vi fate anche incontri, immagino, nelle scuole, quindi insomma... Sicuro, l'impegno infatti è ormai da anni importante, andiamo già nelle scuole, negli istituti di istruzione primaria, quindi partiamo già dalle elementari, a maggior ragione in quelli di... Anche lì un altro linguaggio, però certo, insomma... un altro linguaggio e abbiamo personale appositamente anche qualificato, certo. formato, preparato per parlare chiaramente con gli studenti di quell'età con un determinato linguaggio, per cercare di essere comunque efficaci nella comunicazione, nella collaborazione. Non possiamo non dimenticare anche altre iniziative che ci vedono coinvolti insieme agli studenti, insieme agli istituti di istruzione, ad esempio in occasione delle feste di maturità. Sì, è vero che sono insomma negli anni diciamo l'escalation delle bravate insomma è aumentato e quindi diciamo voi vi siete affiancati veramente ci rendiamo conto che ultimamente gli stessi studenti hanno ben compreso qual era la finalità anche di quei servizi disposti dal questore, quindi dalla polizia, che era quella di permettere a tutti i ragazzi di divertirsi però in modo sano, senza rischiare appunto la loro salute e la loro incolumità. Beh, insomma anche l'utilizzo dei pullman con cui si muovono per le feste eccetera, insomma organizzando il tutto appunto in sicurezza. Benissimo appunto festeggiare perché se lo meritano quando arrivano a un traguardo così importante. Molti di loro penso che saranno sicuro, prossimi infatti, a maggio. ci auguriamo che sia solo il primo di grandi traguardi che raggiungeranno, però bisogna sempre farlo in sicurezza e permettendo a tutti quanti di potersi divertire senza pregiudicare senza rischiare. Certo, la loro salute e la loro libertà. Bene, allora sono anche altri progetti, io direi di passare la parola, però non so il nome, al vicepresidente della consulta, come ti chiami? Giulio Cohen del liceo Stellini, anch'io quinto anno, sono per quest'anno il vicepresidente della consulta, lavoro insieme a Samuele e insieme agli altri ragazzi e mi prendo cura di alcune progettualità a cui ho partecipato o parteciperò in prima persona e con quelle a cui parteciperanno tutti gli altri studenti rappresentanti. Tra queste, attività... ricordo alcune, il progetto Studenti al Comando, che prevede che una delegazione di studenti rappresentanti della consulta di Udine si rechi a Roma per una visita al comando dell'Arma dei Carabinieri e una visita al Parlamento. Adesso nella visita a quello che probabilmente sarà il Senato è previsto un incontro tra i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei cittadini del Friuli Venezia Giulia eletti in Parlamento. Poi ricorderei anche tutti i progetti che la consulta ha in vigore con la prefettura. È dal 2014 che collaboriamo con i vari prefetti di Udine e ricordo due cerimonie a cui saranno invitate le delegazioni della consulta. La prossima, quella del 17 marzo, in occasione della celebrazione dell'anniversario dell'Unità d'Italia e poi naturalmente il 2 giugno per la festa della Repubblica. Lo scorso 26 gennaio sono stato incaricato di
rappresentare la consulta a Palazzo Belgrado alla consegna delle medaglie d'onore ai parenti delle vittime dell'Olocausto da parte del prefetto, il dottor Ciuni. Ricordo anche la collaborazione con la Camera di Commercio di Udine, per la quale gli studenti si possono interfacciare con il mondo del lavoro prima addirittura di concludere il loro percorso di studi. Anche perché c'è sempre il discorso alternanza scuola-lavoro, e quindi ovviamente poi magari di questo ne parleremo, chissà, nelle chiaramente implementato con l'introduzione dell'alternanza. E un progetto particolare con la Camera di Commercio è quella che vede anche la carta Io Studio, la carta dello studente, in un'edizione speciale per la provincia di Udine. In questo modo tutte le convenzioni nazionali si associano a delle convenzioni locali che avvantaggiano tutti gli studenti che fruiscono dei servizi offerti dalla carta. E quindi sul territorio. Benissimo. Esatto. Pubblicità, torniamo subito dopo in diretta, sempre qui. Di nuovo in diretta. Allora, si parlava dei numerosi progetti in piedi e si parlava del ruolo della consulta. Volevo chiedere a Francesco Tognato quanto è cambiata, come è cambiata rispetto a 5 anni fa, quando lui era presidente, la consulta, e come la vede osservandola dall'esterno? Come vedi i tuoi successori? Penso che siano più che degni di questo ruolo, questo senza dubbio, e anzi, devo dire che sono bravissimo a portare avanti tutti questi progetti. Qua ci sono più di 50 studenti e non è un risultato facile da ottenere. E volevo dire una cosa, prima si parlava della differenza anche tra rappresentanti di istituto e rappresentanti di consulta. Io ho fatto entrambe le due cose e devo dire che il rappresentante di istituto è bello, ti diverti, fai le feste, alle feste ci si diverte come si diceva prima, però è con i rappresentanti di consulta che si possono creare dei progetti che sono veramente duraturi e che sono incisivi sulle realtà scolastiche. E difatti volevo ricordare, come dicevamo, un progetto che avevamo fatto addirittura a livello europeo, che adesso, dicevamo, è stato preso come esempio a livello nazionale dalle consulte nazionali, che è la consulta d'Europa, perché l'idea che abbiamo avuto è quella, no, di creare un insieme di rappresentanti degli studenti a livello europeo, e per fare questo eravamo andati addirittura a Bruxelles a dialogare con i rappresentanti del Parlamento europeo, cosa che dei rappresentanti di istituto normalmente non hanno la capacità di fare. Quindi è un onere. È un ruolo, diciamo, diverso. Non c'è nessuno rappresentante di istituto per caso tra gli... tanti? Siete in tanti? Allora dopo vi chiedo cosa ne pensate, come la vedete. Sono tanti. L'anno scorso ce n'erano di meno, avevo sondato, ce n'era uno, e quindi dopo sentiamo cosa dicono. È un bene, perché vuol dire che si collabora di più sì, tra rappresentanti della consulta e rappresentanti di istituto. Però, come dicevo, la consulta è un onere, però anche quello che vedo, e spero che lo vedranno anche loro prossimamente, che quando io adesso sono uno studente universitario, mi fanno vecchio, ma in realtà sono ancora un ragazzo, ma vedrete la differenza di preparazione rispetto alle persone che non hanno fatto questa esperienza, perché la consulta ti dà quella formazione umana in più che la scuola da sola non ti dà, è un luogo di dibattito, come questa trasmissione, sono dei momenti importanti di crescita umana. Soprattutto perché si confrontano con interlocutori che di un certo calibro, del mondo del lavoro, appunto, abbiamo detto. Fai delle esperienze che altrimenti non puoi fare al di fuori della consulta, e vedrete la differenza quando andrete all'università. Però quello che dicevo appunto è la possibilità di fare veramente delle attività che permettono di cambiare realmente le cose, ed è una cosa importante. E volevo dire una cosa giusto velocissima, che poi vorrei lasciare ai ragazzi la parola, che animiamo il dibattito, che la rappresentanza a livello europeo è importante, sì, la consulta d'Europa è importante, sì, per notare le differenze, confrontarsi con persone di altre nazioni, ma vorrei dire, io torno da un'esperienza all'estero, torno da 6 mesi passati a studiare in un'università in Francia, e devo dire che vedrete, se riuscirete a fare la consulta degli studenti d'Europa, che dobbiamo essere anche contenti del livello di preparazione che ci danno i licei, gli istituti professionali e tecnici in Italia, perché vedrete quando andrete all'estero
il livello di cultura generale, di preparazione, di complessità e di analisi dei problemi non è neanche lontanamente vicino a quello che danno a noi in Italia. Per questo dobbiamo ringraziare realtà come la Consulta che ci permettono di crescere come persone, ma anche un po' i professori dei licei e degli istituti italiani che vengono bistrattati, ma qua ne abbiamo due, ma che fanno un grosso lavoro e fanno vedere all'estero, e all'estero ci permettono di far vedere la differenza tra l'istruzione italiana e quella degli altri paesi di cui dobbiamo andare fieri, quando in realtà cerchiamo sempre di demolirla. Beh, insomma, questa trasmissione è anche quello, no? Perché appunto si vive, sì, purtroppo in generale su qualsiasi argomento si vive di luoghi comuni, no? La scuola non funziona, se ne dice di tutti, e qui invece c'è la prova concreta, invece che c'è un lavoro dietro, come dicevo sempre, degli insegnanti che accompagnano, seguono questi ragazzi. Questo non vuol dire imbeccarli o indottrinarli per far dire determinate cose, ma significa accompagnarli lungo un percorso di crescita, che in questo caso appunto è quello anche di farli parlare in pubblico. Non è facile, ridevamo prima dietro le quinte, parlare davanti a una telecamera e prendere il microfono in mano, quindi insomma sono tutte esperienze, no? Difendo i ragazzi, se posso dire, in 5 anni di questa trasmissione ho visto un dibattito più interessante, più pacato e più razionale di molti talk show dove ci sono politici. Certo, guai se dicono, quindi vorrei dire che dimostriamo che i ragazzi a volte sono meglio degli adulti. Assolutamente, ma come si diceva prima, loro sono il futuro e quindi si spera sempre siano meglio delle generazioni passate. Tu che hai il microfono, allora ti faccio alzare in piedi perché sei a favore di regia, grazie. Nome, istituto, e tu sei un rappresentante di istituto. Sono sia di istituto che di consulta. Ok, io qua appunto, c'è un doppio ruolo. Purtroppo sì, perché io vengo da un liceo classico europeo che è da ormai 20 anni una sperimentazione, e per questo non abbiamo un rappresentante di istituto, e perciò il rappresentante alla provincia, alla consulta della provincia provinciale, sì, appunto, entrambi i devo ruoli. fare entrambi i ruoli purtroppo. Quindi con un carico di lavoro non da poco. Sì, non sono ruoli conflittuali però. No, in realtà no, perché comunque questo mi aiuta, per esempio i miei colleghi, loro hanno altri... ci sono dei rappresentanti di istituto, dei rappresentanti alla consulta. Loro si devono organizzare, possono avere anche per esempio idee che contrastano fra loro. Invece io e la mia compagna, che purtroppo oggi non è qui, non abbiamo questo problema, perché appunto essendo sempre noi abbiamo comunque... I referenti, no? Sì, esattamente. Il problema è piuttosto che per esempio noi abbiamo in mano tutta la situazione, quindi dobbiamo fare molto affidamento sui rappresentanti di classe. Ecco, noi abbiamo parlato di questi. Com'è i rappresentanti di classe? Ce n'è qualcuno? Anche, così facciamo anche come funziona il dialogo? È ancora un ruolo importante per... Io parlo per la mia scuola, che comunque non è una scuola certo, grande, sono esperienze, ed è un po' particolare appunto perché non presenta la figura dei rappresentanti di istituto. Comunque noi abbiamo 3 indirizzi. Una volta al mese possiamo convocare il comitato studentesco, che almeno per la mia scuola è composto da tutti i rappresentanti di classe. Durante questo comitato noi discutiamo, a parte dei temi che abbiamo trattato in consulta, riferiamo a ciò su cui abbiamo discusso, organizziamo anche i temi dei quali tratteremo all'assemblea, per esempio alle assemblee di istituto, e inoltre per esempio presentiamo progetti che si potrebbero fare con la scuola. Per esempio quest'anno stiamo cercando di fare un annuario di istituto. Sì, oppure per esempio si organizzerò le feste di istituto. Forse diciamo nel vostro caso è un po' anche un vantaggio, a parte l'impegno che immagino sia notevole, però è anche un vantaggio avere la possibilità di avere in poche figure, insomma, concentrato il tutto. Passiamo il microfono a qualcun altro che è rappresentante di istituto, gentilmente. No, ragazzi, non chi vuole parlare? Chi è rappresentante di istituto? Forza, dai, tu che sei... Se ti puoi alzare, Dharma, per cortesia. Allora, lei è un voto noto, per cui... Bello, di incoraggiamento. Allora, tu sei rappresentante di istituto e anche di classe? No. Sì. Ok, allora dai, raccontaci... Io faccio la rappresentante di istituto del Cecconi, insieme ad altre 3 ragazze. Tutte donne? Sì, quest'anno, Brave. sì. E... impegnativo, tanto, però... anche è piacevole. un ruolo ancora sentito, cioè è importante? Sì, non è vieni andato... più visto come persona, quindi come rappresentante dell'istituto, quindi penso sia importante, venga visto bene. E a livello di classe invece c'è collaborazione oppure sono ruoli un po' così? Cioè... No, sì, meno impegnativo di quello di istituto, però comunque un ruolo importante, quindi...
È il primo anno che fai... Di istituto sì, di rappresentante di classe il quarto. Ok, e con gli altri ragazzi, quindi cioè, come vi relazionate con i rappresentanti della consulta? Bene, cioè nel senso abbiamo un bel rapporto, anzi condividiamo le idee. Quindi anche voi appoggiate progetti ed esperienze e quant'altro? Sì, o proponete... sì, anche loro aiutano noi. Noi ascoltiamo i loro più che altro. Ok, altri rappresentanti di classe, tu di istituto? Sì, no, qua tutti timidi, ragazzi, tanto poco alla volta vi faremo parlare tutti e non è una punizione ovviamente. Ci sono altri progetti. Elia, che hai il dono della sintesi, no? Da quest'anno. Si spera Ben almeno. ritrovato. Grazie Allora, mille. scuola, là hai la telecamera tutta per te. Ok. Allora, innanzitutto inizierei a parlare dei progetti relativi alla memoria, al Esatto. ricordo, ovvero quei progetti creati da quelle sinergie molto particolari tra consulta provinciale e associazioni come ANED e AMPI che perseguono l'obiettivo di portare nelle menti dei giovani quei valori che sì possono essere presentati come vecchi, ormai passati, ma sono un'eredità. E ancora di più, come disse Ernst Bloch, sono eredità dei giorni nostri, perché in ognuno di quei valori si ripercorre un'analisi del fattore, quale fu un fattore veramente di grado bassissimo, quale può essere la deportazione, il nazismo, il fascismo. Si ripercuote e si riverbera l'analisi di quei fattori che, ahimè, sono ancora intrinseci nella stessa società in cui viviamo. Quanto è importante ricordare la memoria, insomma, in questo caso? Voi siete giovanissimi e investite in questo progetto che chiaramente sì, guarda molto al passato, gli anni avanzano e insomma sono sempre anche meno i testimoni di questi, purtroppo, di queste tragedie. Se posso parlare personalmente, io sono nipote proprio di sia partigiano che deportato a Mauthausen e quindi posso dire di aver avuto una corsia preferenziale per appropriarmi di questa straordinaria eredità. I giovani hanno un messaggio, le generazioni passate, la generazione di mio nonno, classe 1927, quindi fece il partigiano a 17 anni, consiste praticamente in un inno, l'inno alla critica, non accettare mai nulla supinamente. E questo non vuol dire andare oltre la legge, ma nei limiti sapere il proprio diritto di cittadini in quanto sì negatività ma anche positività, in quanto una democrazia si costruisce sì nelle istituzioni ma anche nel dialogo che deve esserci tra cittadini e nel rispetto dell'altro, nel rispetto dell'alterità per ovviare ogni tipo di totalitarismo. Che progetti ci sono? Abbiamo un minuto, Sì. quindi veramente rapido. Praticamente, oltre ai progetti inerenti a ANED e AMPI, che alla fin fine risultano nel viaggio, quest'anno si fa ad Auschwitz con l'AMPI ad esempio. Quando lo farete? Verso marzo, se non mi sbaglio. Ovvero dei viaggi della memoria, sì. solitamente Ne composti abbiamo da parlato anche 36 nelle scorse persone. edizioni, abbiamo visto. Esatto. Ci sono anche altri progetti non prettamente inerenti al tema del ricordo, ma che possono presentarlo sotto la veste mediatica, quali ad esempio il TG Studenti, di cui sono memore di aver avuto un'esperienza molto positiva l'anno scorso. Il TG Ti fermo Studenti, qua però perché il TG Studenti gli dedichiamo un po' di più di 13 secondi, io allora mando la pubblicità e quando rientriamo parliamo di questo progetto molto importante. Pubblicità, grazie. Bravo, per le cose che hai detto.
Allora, ci eravamo lasciati sul TG Studenti, che è un progetto che diciamo segue in coda a Effetto Friuli Giovani, vede protagonisti voi che armati di telecamera, microfono e quant'altro seguite un po' gli eventi che vi coinvolgono direttamente, seguite insomma chiaramente l'attualità. Qui vediamo che il nostro Pierangelo Buttazzoni che dietro alla regia appunto ci fa vedere queste immagini che sono quelle poi insomma alcune scelte di cose che sono state fatte vedere l'anno scorso, no, nel TG. Vi comportate con una perfetta redazione giornalistica e realizzate appunto questi servizi video. Allora Elia, sempre a te la parola perché tu hai partecipato. Sì. Ho partecipato cosa ti è sembrato come questa coordinatore esperienza? l'anno scorso. Mi posso arrogare anche quel diritto d'essere felice perché a livello proprio di pianificazione si parlava di 9 puntate, l'anno scorso siamo riusciti a fare la 10ª e quindi è stato comunque... E sappiamo che non è così semplice esatto, raccogliere il materiale. È stata con i sacrifici di tutti, in primis del professor Bertoni, è stata però lui una nega, bella... ma sappiamo lui che nega, in realtà... però No, adesso a parte le battute è veramente un lavoro Sì, è che stato- richiede tanto impegno certo. perché chiaramente sono cose diciamo tra virgolette amatoriali che vengono realizzate da voi ragazzi e invece devono rispettare dei criteri che Esattamente. poi voi avete appreso Esattamente. durante questa esperienza. Esattamente, In quanti è un work in avete progress, diciamo in tal lavorato senso. a questo progetto? Quanti Allora, sono stati i ragazzi che hanno partecipato? 2 fissi praticamente, ovvero io e Stefanel, colui Sì. che montava e che era il tecnico per eccezione. Il Quindi avete fatto anche il montaggio voi, tutto... con Buttazzoni, assieme a Buttazzoni sì, dietro perché tutto il lui nostro era- Deus Ex Machina Esattamente, è il nostro esattamente, regista. Esattamente. Più tante altre persone inerenti sì appartenenti alla consulta provinciale studentesca e non solo, che diedero la loro personale proprio disponibilità a fornirci sia il materiale sia i testi. Perché Certo. ricordiamoci comunque che mediamente video non basta. sono 4 servizi a puntata, in tutto dalle 9 alle 10 puntate è qualcosa di corposo il lavoro e ovviamente ogni settimana si fa una di queste puntate e quindi Insomma vi riunite, decidete eccetera. Esattamente. Beh, voi siete una generazione insomma social, a portata di smartphone e quant'altro, immagino che i contributi possano essere ancora più numerosi da parte dei ragazzi, Sì, quindi insomma sì. magari quest'anno sarete più di 2, tu tornerai Certo. a partecipare a questo progetto? In un modo o nell'altro sì, non potrò garantire Perché anche tu sei in quinta. la presenza assidua dell'anno scorso, però mi è servita molto sia per formarmi, non solo sotto il punto di vista umano, ma sotto il punto di vista tecnico, e sia per relazionarmi con una realtà quale quella mediatica, per cui ho sempre avuto il sogno di relazionarmi e la consulta mi ha dato questa possibilità. Insomma, un sacco di opportunità, professor Bertoni, un progetto che è piaciuto molto e piace. Sì, un progetto importante. Che ci vede in sempre, realtà... ovviamente, non l'ho detto, ma siamo sempre protagonisti, appunto, sì, abbiamo detto con Buttazzoni, ma è sempre va in onda qui su Telefriuli, eccetera. Ma l'importanza, dico, di questo progetto è mettere a disposizione lo strumento di tutte le scuole. La redazione è composta sì da 2 responsabili studenti, però assieme c'è un gruppo folto di studenti sia della consulta che di altri istituti che assieme creano la redazione vera e propria. Quindi si parla di un numero consistente di studenti che lavorano, perché altrimenti non si giustificherebbe il fatto di avere I contributi, come in una vera redazione giornalistica, i contributi sono di tanti e poi c'è una regia più insomma ridotta, no, che fa il tutto. Certo, a dire la verità avevamo previsto 9 puntate e ne abbiamo fatte 10 perché il materiale a disposizione ce n'era ed era sufficiente per farne 10. L'importante è dire che sia per Effetto Friuli Giovani che per il telegiornale degli studenti, 2 dei 45 progetti della consulta provinciale degli studenti, quindi inutile pensare di presentare i progetti della consulta degli studenti in una puntata di un'ora, c'è una parte formativa. Quindi gli studenti della redazione, sia del telegiornale, ma anche gli studenti che vengono a Effetto Friuli Giovani, hanno degli esperti, in questo caso il professor Babbo, per quanto riguarda il Effetto Friuli Giovani, Lesa e Martin. Nell'altro caso addirittura abbiamo parte della redazione del telegiornale vero di Telefriuli, del telegiornale ufficiale di Telefriuli, che supportano questi studenti in un percorso formativo, ripeto, è un'azione formativa, un percorso didattico.
un percorso didattico molto importante. Dicevamo, sono tantissimi progetti, io li nomino un paio e magari chi è il, tra virgolette, responsabile mi dice. Young 2019, il progetto Legalità, poi la motostaffetta friulana, progetto Safe Drive, Teleton, la partecipazione all'edizione scorsa, ovviamente studenti in sella, poi abbiamo già ricordato la Camera di Commercio, e Rock History, che ne avevamo parlato anche l'anno scorso, e studenti in aula. Tu che hai il microfono, faccio parlare te, non so di che progetto, tra virgolette, sei Buonasera esperto. a tutti, sono Giovanni Parise e sono un membro della Consulta Provinciale degli Studenti. Beh, come i miei distinti colleghi, anch'io vorrei raccontarvi i progetti che abbiamo in mente per quest'anno. Prima di tutto vorrei soffermarmi su Rock History, ovvero un progetto all'interno della quale si affronteranno temi come i cambiamenti socioculturali che ci sono stati tra gli anni 60 e i giorni nostri. Proprio per questo motivo, infatti, ci saranno trasmissioni radiofoniche all'interno della quale potranno partecipare diversi studenti. Un altro progetto invece che abbiamo in mente, vogliamo sviluppare quest'anno nella consulta, è Studenti in Aula, ovvero una vera e propria esperienza di formazione e cittadinanza, in quanto vi è una stretta collaborazione con la presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Proprio per questo motivo, infatti, gli studenti potranno presentare le loro proposte di legge, che potranno essere anche attuate. Possono essere anche un'ispirazione. Certo, certo. Ecco, c'è questo filo diretto, no? Anche con la politica regionale, insomma, c'è sempre... Certo. È molto importante il progetto di cui stava parlando lo studente. Studenti in Aula in realtà è una palestra che gli studenti hanno a disposizione per produrre, per fare delle proposte, affiancati fra l'altro dai responsabili dell'ufficio legislativo della regione. Gli studenti propongono e discuteranno a metà maggio una serie di proposte di legge proprio, ma strutturate come una legge regionale vera e propria. Quindi credo sia un'esperienza decisamente importante. Anche in questo caso immagino siate affiancati da professionisti e quindi riuscite... Certo che ci aiuteranno ovviamente. Quindi è un percorso molto... Ci daranno molta esperienza. Direi di sì. Altri progetti? Altri... Vai, nome anche tu e scuola. David Lominuto, io vengo da Litenaudi di Palmanova, vi parlerò del progetto Young Giovani e della legalità. Anche quest'anno la Consulta Provinciale degli Studenti collaborerà nella partecipazione e nell'allestimento di Young, ovvero sia una manifestazione organizzata e promossa dalla Regione del Friuli Venezia Giulia e dall'Ufficio Scolastico Regionale, che si terrà a marzo di quest'anno chiaramente, e presso la Fiera di Udine, ovvero questa manifestazione terrà una serie di eventi, di incontri volti finalizzati all'orientamento formativo e professionale di tutti i giovani studenti delle scuole superiori di secondo grado. Quanto alla legalità, invece, la Consulta Provinciale degli Studenti, noi membri del Consiglio di Presidenza, ma tutti, intendiamo partecipare attivamente a tutte le attività promosse dalle realtà nazionali e, in quanto ci teniamo a far sentire la nostra chiara posizione contro la mafia, la delinquenza e tutte le organizzazioni illegali. In questi giorni, tra l'altro a Trieste, c'è un evento proprio che fa il punto su questo. Invece parliamo anche di sport. Chi era? Allora, io ho segnato, eccoci, bene, così chiudiamo un po' il cerchio perché... Buonasera, sono Alexandrin, membro della Consulta Provinciale degli Studenti di Udine e sono qui per esporvi la partecipazione della suddetta consulta a Teleton, che si è già svolto, e siamo stati molto contenti di partecipare anche quest'anno a Teleton per la 13ª volta, oltretutto. Quindi una squadra formata con ragazzi da diversi istituti? Ragazzi di diversi istituti, ma anche della consulta stessa. Ah, ok. E siamo stati contenti di partecipare, come già detto, per il 13° anno di fila, perché ci teniamo ad portare il contributo alla causa di Teleton tramite sia una rappresentazione, quindi un obiettivo rappresentativo e quindi di sostegno alla causa e di visibilità per le scuole, sia tramite un contributo sostanziale, tramite una donazione effettuata tramite una piccola donazione da parte di ogni membro della consulta provinciale, che poi è stata devoluta all'associazione. Certo, e l'altro progetto è studenti... Ok. Allora,
Alzati in piedi si tratta sempre, della grazie. motostaffetta friulana. Questa iniziativa, come anche quest'anno, verrà appunto supportata dagli studenti della consulta. Consiste in una manifestazione che appunto si tratta di una manifestazione che tenterà di sensibilizzare agli sport su strada, alla sicurezza e all'utilizzo corretto dei motoveicoli, in particolare delle motociclette. Anche perché immagino che molti di voi siano o neopatentati o insomma alle prese con esami e quant'altro. E poi niente, manca 1 minuto e 20, io direi di passare l'ultima parola al professor Bertoni, che poi rivedremo nell'ultima puntata dove chiuderemo un po', faremo un po' un bilancio, no? Però diciamo partiamo bene, sono tanti gli argomenti che parleremo, 9 puntate in cui avremo modo veramente di confrontarci su temi importanti con questi ragazzi che mi pare che abbiano tutti gli strumenti per farlo. Ora parlo io, è il sottotitolo della puntata ed è giusto che parlino gli studenti. Mi aspetto, come è successo negli anni, che la parola venga veramente presa dagli studenti e gli studenti dicano liberamente quello che ritengono opportuno sui vari argomenti che poi la consulta stessa, assieme alla commissione stampa presieduta da Elia Pupil, vorrà proporre. Devo ringraziare però a questo punto anche chi ha reso possibile tutta questa iniziativa, in particolare il telegiornale degli studenti e le trasmissioni televisive. Indubbiamente l'ufficio scolastico territoriale di Udine, il cui dirigente Dino Castiglioni ha dato un contributo importante. Devo ringraziare anche la Regione Friuli-Venezia Giulia che attraverso i progetti speciali ha supportato questa azione progettuale. Ringrazio anche la SAF, è un partner insostituibile che in questi anni ha collaborato con noi dando un supporto logistico ma non solo, anche dando la possibilità di confrontarci su vari temi, quali accennava poc'anzi il rappresentante della Questura, bullismo e su tutte le azioni che ci sono nei tempi di mezzo. Quindi siamo certi che siamo partiti con il piede giusto, lo studio rinnovato, un cambiato orario, quindi questo sarà un valore aggiunto per noi e sarà un successo come le altre edizioni. Grazie. Complimenti ragazzi e bravi. Grazie. Allora, ringrazio la regia, Pierangelo Buttazzoni, Stefano Paussa, Tommaso Ravo che è qui davanti a voi non lo vedete a casa ma i ragazzi sì. L'appuntamento è domani sera in replica alle 21, sempre qui su Telefriuli, canale 11 511 e naturalmente noi ci vediamo venerdì prossimo alle 17:30, grazie a tutti i nostri ospiti. Buon proseguimento di serata.